Spesso, quando si parla di carenza di pulizia di un luogo, è facile attribuire la colpa agli incivili frequentatori. Ma è sempre colpa delle persone se i marciapiedi sono pieni di cartacce? Prendiamo ad esempio la città di Favara. C'è stato un tempo nel quale i cestini portarifiuti figuravano in un numero sufficiente lungo le vie del centro. Adesso invece dei contenitori rimane solo il segno sui marciapiedi, visibile dalle piastrelle di colore diverso impiegate per coprire i buchi. Nella zona di Piazza Don Giustino è presente un solo cestino portacarte. Il contenitore deve rispondere alle esigenze di via 4 Novembre e della stessa piazza che, ricordiamo, ospita una scuola, una chiesa e gli uffici comunali. Il poco civile gesto di buttare la carta a terra è comunque da condannare, ma non tutte le persone sono disposte ad arrotolare i fogliettini o la carta delle caramelle o peggio ancora una bottiglietta di plastica e metterseli in tasca o in borsa per poi liberarsene a casa. Dalla pubblica amministrazione, che chiede sempre più sacrifici ai cittadini contribuenti, deve partire l'esempio. Più contenitori, minore è il rischio di ritrovarsi la città sporca. Naturalmente stiamo parlando di cartacce, mozziconi di sigarette e piccoli rifiuti, perché sulla organizzazione del servizio di nettezza urbana a Favara abbiamo già detto abbastanza e il fallimento della tanto acclamata differenziata porta a porta è purtroppo visibile a tutti.